È l'ultima imbarcazione che racconta la storia della marineria mediterranea. Cioè dopo i trabacoli si affermano definitivamente le barche in ferro, il motore. Ultimo testimone di una tradizione durata centinaia di anni, il Trabacolo Nuovo Trionfo è una presenza fissa alla punta della dogana di Venezia, una testimonianza tenuta viva dallo sforzo di diversi appassionati che lo hanno letteralmente salvato fondando la compagnia che se ne occupa. Ci manca da sistemare le vele, manca da sistemare tutta l'opera dell'impavesata che ha bisogno di un po' di cure, però insomma ci stiamo lavorando con l'aiuto di tutti i soci. Varato sulla riviera romagnola nel 1926, l'ultimo trabacolo trafficò fino a tutti gli anni 30. Finì a Grado, requisito dalla Regia Marina durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi negli anni 50 fu destinato a lavori di dragaggio tra il Veneto e il Friuli. Negli anni 70 fu acquistato da un ingegnere viennese che lo trasformò in barca da diporto prima di trovare casa a Venezia. Il Nuovo Trionfo è l'ultimo trabacolo navigante. Di migliaia che ce n'erano, dovete pensare che i trabacoli erano i camion dell'epoca. È una barca che come tipologia sia di scafo che di vela riprende la tradizione marinara del Mediterraneo, ma si afferma nelle sue forme, così come la vedete, dalla fine 600 fino alla Seconda Guerra Mondiale. Era una nave da carico molto semplice da portare, economica, e per questo ha fatto la sua fortuna. Oggi l'ultimo trabacolo è un patrimonio di Venezia, aperto ad iniziative ed eventi che coinvolgono periodicamente la città. Cioè la barca, come avete visto, ha gli occhi. Per gli antichi le barche erano delle entità, dovevano vedere. Ha il pelliccione, che è quella scultura che è sull'asta di poppa, che racconta il sacrificio che si faceva agli antichi prima del viaggio, cioè si uccideva il montone e si metteva la pelle sull'asta di prua. Quella scultura ricorda esattamente la pelle del montone. Cioè persa questa, si perde completamente una storia millenaria della tradizione marinara.